restituzione delle tasse Alessandria. per un anno. E la tassa Per di un anno, scopo? la tassa di scopo per la ricostruzione, la restituzione 10 anni dopo nella misura del 10%. Sì, però È vero, io ci ho scritto, ecco sotto. Non A chi offre di più, chi offre di meno, chi offre di meno. Questa è una colpa di... Ricordiamoci che Alessandria era il territorio di Tremonti. Quello è stato fatto perché Alessandria era il territorio di Tremonti. Pieno, quindi tassa di scopo, sospensione, eccetera. E un'altra cosa, la butto là. La signora diceva, noi abbiamo ricominciato, quindi qua per capire, perché bisogna informare la gente. Allora, tutti i dipendenti... I pensionati stanno pagando le tasse intere. Allora, io lo faccio per la verità. Vi volevo dire soltanto questo, sa dove nasce la benedizione? Che i dipendenti, le persone sono state chiamate a pagare le tasse subito, i pensionati, con i macelli dell'INADEL, con tutto quello che hanno potuto combinare, dell'INPDAP, eccetera, eccetera. Uno. Due, l'aberrazione, sai dove nasce? Su quello proprio che ha fatto Tremonti, sul famoso volume di affari dei 200.000 euro famoso. Allora, io vi faccio un caso stupidissimo. No? Allora, una ditta individuale, un caso eclatante, il dentista. Quanti soldi incassa un dentista? Allora, lui non ce l'ha il limite dei 200.000 euro da fare, lui sta ancora in sospensione. Un'officina meccanica di 2 persone che è società, se supera i 200.000 euro, quindi 210.000, deve pagare le tasse. Allora voi spiegate, per questo per farvi capire proprio tecnicamente la cosa, spiegatemi quello che ha come costi che sostiene un dentista e che servizio, quanto ricavo, quanto reddito c'ha, e in officina o chiunque nelle medesime condizioni. Questi sono i problemi da far capire alla gente. Va bene?